Alfonso Miosi, missione compiuta per l'Athletic, oggi nonostante comunque il punteggio di partenza partita vera. Sì, ma lo sapevamo. Questo è un campo dove io ci ho giocato diversi anni, che la partita è sempre in bilico e ovviamente per le caratteristiche che abbiamo noi si può andare in difficoltà. Fortunatamente ho detto ai ragazzi di dimenticare la partita dell'andata. Siamo andati in difficoltà come giusto che sia, però poi ci siamo ricompattati e fortunatamente abbiamo vinto e è continuata questa striscia positiva. Rischiamo di diventare ripetitivi nonostante siamo alla seconda intervista. Oggi la conferma della profondità del roster, settimana scorsa Tuzzolino non c'era, oggi ha fatto 3 gol. Allora, Per dirne uno. sì, considera che oggi ne mancavano 6, onestamente. Manca lo Spagnolo, Intravaglia, Restivo, i 2 portieri, quindi continuo a dire e ringrazio la società per il roster che mi ha dato perché oggi con 6 assenze avevamo comunque un'ottima squadra. Al netto ovviamente del risultato, visto che sabato prossimo parte il campionato, che impressioni hai tratto da questi primi 80 minuti? Sono contento, ovviamente ci sono ancora molte cose da assemblare, però vedo che c'è molta voglia da parte dei ragazzi, tutto lo staff, quindi c'è il giusto spirito per fare bene. Poi ovviamente parlerà sempre il campo, però per adesso stiamo andando bene, speriamo si continui così tutto. E a proposito dell'esordio in campionato, che avversario ti aspetti alla prima? Sappiamo storicamente che il Leonforte in casa è sempre una partita difficile, quindi cercherò di preparare al massimo la partita. Andremo lì, ripeto, dico sempre ai ragazzi, rispetto di tutti, paura di nessuno. Andremo lì, proveremo a fare la nostra partita sperando che continuiamo il trend positivo. Giovanni Tuzzolino, ti sei presentato discretamente, 3 gol che comunque hanno aiutato a vincere la partita e a consolidare il passaggio del turno. Sì, come ho detto in una precedente intervista, io penso prima alla squadra e a passare il turno. Poi se arriva l'obiettivo personale va bene, lo accettiamo. Tra l'altro oggi abbiamo avuto anche conferma della tua utilità, coach Miosi ti ha messo praticamente in tutti i ruoli, a conferma del fatto che stai dare una mano alla squadra al di là dei gol. Sì, a parte questo mi mettono anche i miei compagni in condizione di farlo. Prossima partita sarà anche la prima di campionato, si gioca a Leonforte, la trasferta più lunga della C1. Sarà una trasferta ostica, quindi noi proviamo a prendere i 3 punti.